Rieccoci a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte abbiamo avuto Alberto Stefani della Lega, commissario della Regione Veneto per quanto riguarda la Lega Veneta, invece nella seconda abbiamo l'assessore alla sanità Veneto Manuela Lanzarin, che la ringrazio, grazie di essere con noi. Come va? Cominciamo così. Intanto buonasera, grazie per l'invito. Ma va relativamente bene. Io comincio sempre così le interviste con lei. Dai, va relativamente bene perché insomma vedo che c'è molta vivacità, c'è molto movimento, insomma oggi insomma, ci sono delle difficoltà sicuramente legate alla ripresa economica, materie prime, discorsi energetici, la crisi occupazionale, la scarsità di trovare appunto personale e manodopera, però vedo insomma che si sta riattivando tutto, si prospetta una stagione estiva e turistica per il Veneto migliore, dicono i dati, ed è quella del 2019, quindi prima del Covid, insomma, quindi diciamo che alcuni parametri sono parametri molto positivi. Sul fronte sanità, diciamo, ci sono un po' di situazione compresa anche la nuova ondata che insomma ci sta un po' che è il coinvolgendo. titolo poi tra l'altro che vedremo in onda, quindi ritorna prepotentemente il Covid. Ho molte cose da chiederle, Lanzarin, ovviamente ci è arrivato anche il comunicato stampa questa mattina che 90 medici specializzanti finanziati dalla Regione Veneto anche per l'anno accademico, quindi poi ci racconterà anche di tutto quello che sta succedendo. Però la prima cosa che le chiedo, poi parleremo ovviamente della situazione dell'azienda ospedaliera. La prima cosa che chiedo obbligatoriamente è come va la Corte dei Conti sul fatto di quei 4 dirigenti che hanno stipendio e pensione insieme, che è nata una polemica, la situazione com'è? Ma lì insomma noi stiamo facendo gli accertamenti del caso, loro, i 4 direttori interessati, hanno avuto un parere pro veritate da parte di un studio legale, la nostra struttura direzione sanità e sociale lo sta valutando e stiamo anche interpellando la funzione pubblica, insomma, quindi diciamo che si stanno analizzando le documentazioni che ci sono. Loro, ricordiamoli, sono 4 direttori regionali che sono stati nominati e quando sono stati nominati non erano nessuno in quiescenza, in pensione. Sono andati in pensione successivamente, la norma diceva che lo potevano fare, quindi è stata rispettata da questo punto di vista. Sappiamo che c'è questo oggi, c'è un'attenzione rispetto al caso che è successo in Basilicata e chiariremo le posizioni, insomma. Ecco. Ma secondo lei è nato tutto perché è nato in Basilicata questo can-can? Lo trova esagerato? Lo trova che si può sistemare, i 4 dirigenti potranno rimanere sia prendono lo stipendio che la pensione? Ma si vanno a intersecare. Da assessore della sanità Veneto che idee si è fatta? No, allora io non me la sento adesso di dare opinioni o esprimere pareri o anche proiezioni di quello che può succedere, perché non lo so e perché insomma siamo in questa fase interlocutoria di analisi di quelli che sono i fatti. Però è altrettanto vero che la legge è stata rispettata da queste 4 persone nel momento che hanno quindi, dopo essere state nominate, scelto di andare anche in pensione in quiescenza. Sta il fatto che in questo anno, in questi 2 anni, sappiamo che la normativa è molto cambiata, soprattutto per il comparto sanitario, legato al Covid, quindi sono stati anche ripristinati personale che erano in pensione, ce lo ricordiamo, l'abbiamo anche chiesto anche noi, quindi insomma si intersecano tante questioni, si intersecano tanti provvedimenti, tanti pareri, sarà premura insomma degli uffici legali, dell'ufficio d'avvocatura della Regione, piuttosto che della direzione sanità, insomma, chiarire tutti i vari aspetti. Beh, poi oggi la Corte dei Conti accende sempre degli altri fari ogni giorno. Oggi l'ha fatto sulla contabilità, aprendo un secondo procedimento sulla stipula da parte di Azienda Zero in favore delle singole US di una polizza assicurativa. Com'è la situazione di... No, non è che la Corte dei Conti ha aperto un procedimento. Allora, ieri c'è stata la parifica per quanto riguarda del bilancio della Regione Veneto. Ricordiamoci che siamo la prima regione che arriva alla parifica, ci è stata concessa, quindi con esito positivo. Nella quella che è stata la discussione, insomma, sono stati messi in evidenza alcune cose, tra cui le Olimpiadi 2026 a Cortina, gli interventi legati al PNR e per quanto riguarda la sanità è stato messo in evidenza il magazzino che noi abbiamo presso Azienda Zero rispetto DP attrezzature che
giustamente abbiamo fatto per essere pronti in caso di qualsiasi eventualità, e quindi insomma hanno osservato su questo. E poi sulla vicenda delle assicurazioni, che è una vicenda che insomma vecchia, diciamo, che mette in evidenza come le due case di assicurazione poi tramite delle loro vicissitudini personali insomma hanno portato a una ridefinizione, ma anche su questo insomma Azienda Zero ha fatto tutte le procedure e tutti gli atti necessari. Però mi spieghi, mi sembra di aver letto, mi corregga perché poi mi sono informato, però magari sicuramente potrei sbagliare. Dal 2019 ovviamente la sanità ha sborsato quasi 15 milioni di euro di assicurazioni, e poi ti accorgi che solo nel 2021 l'USL ha dovuto pagare 50 milioni di euro di danni subiti per ovviamente situazioni ospedaliere. Come viene fatta l'assicurazione e poi l'USL paga? Mi spieghi un attimino questo passaggio che non sono riuscito a comprenderlo bene. Ma è un passaggio molto tecnico e quindi è un passaggio che Però poi i soldi li tira fuori l'USL ugualmente. che deve essere spiegato dai tecnici più che da parte dei politici, insomma, perché poi ha delle sfaccettature molto fine che si rischiano appunto di confondere. È chiaro che è una vicenda che vuole tutelare le aziende sanitarie, ma vuole tutelare anche la persona che deve essere risarcita per un danno se viene accertato che la persona insomma ha subito un danno. Certo. E quindi così, in modo che questa è una cosa che verrà chiarita in tempi brevi. Ma no, ma su questo qui insomma la pratica è in mano ad Azienda Zero, perché poi la parte assicurativa insomma è andata in capo ad Azienda Zero, che di collegamento con le due aziende sanitarie insomma chiaramente risponde. Certo Assessore, che è un momento particolarmente difficile, le Covid, poi succedono anche queste rogne qui che all'interno non è che facciano bene e via discorrendo, il suo impegno davvero è notevole sotto questo punto diciamo di che vista. Io dico sempre non ci annoiamo, non ci annoiamo, quindi non c'è momento e tempo per annoiarsi, ma tutto è in movimento, è un movimento molto veloce, si accavallano tante questioni, a volte troppe, perché quando sono troppe io dico non ti permettono di concentrarti anche su programmazione, su altre cose che sarebbero invece molto importanti, soprattutto in questa fase che per noi è una fase post-Covid. Il Covid c'è ancora, ma chiaramente viene vissuto e viene anche gestito in maniera diversa. Ecco, allora ritorniamo indietro e parliamo proprio di Covid, perché il titolo c'è questo ritorno del Covid in maniera esponenziale, con tutte le varianti. Ogni giorno leggevo ieri c'è un'altra variante che arriva da lei. Vabbè, c'è un bel casino sotto questo punto di vista, uso un termine che non è appropriato, però mi viene da dirlo. La domanda che le faccio invece è diversa. Lei veniva ospite da me quando è iniziata questa pandemia e una delle note tristi dell'azienda ospedaliera è che c'è carenza di personale, carenza di medici, carenza di infermieri, di anestesisti. Oggi com'è la situazione? Perché oggi ancora i sindacati si lamentano, ne abbiamo parlato l'ultima volta che è venuto a trovarmi. Ecco, c'è un miglioramento in questo senso oppure c'è sempre molta difficoltà nel reperire personale, medici e ovviamente anche infermieri? Oggi vorrei dire che la situazione è ancora peggiore forse rispetto alle volte precedenti. Mi dà una bella... no, purtroppo è così. Allora, oggi si sommano diversi fattori. Uno, sicuramente la carenza di personale tutto, medico, specialistico, pronto soccorso, cioè i pronto soccorsi di tutta Italia sono allo sfreno, sono ormai veramente ridotti al collasso. Anestesia, rianimazione, psichiatria, pediatria, ortopedia, insomma tutti soffrono in maniera molto forte. Soffre molto anche il territorio, pensiamo alla carenza di medici di medicina generale, di medici di famiglia, quindi noi abbiamo 570 zone carenti, ossia zone dove non riusciamo a trovare un medico di famiglia e che prenda appunto i 1000 assistiti che il medico che c'era prima non ha più perché è andato in pensione, la maggior parte delle volte succede questo. Mancano infermieri e anche operatori sociosanitari, da qui anche il problema con le case di riposo. Noi stiamo adesso prestando infermieri alle case di riposo, ma questo vuol dire rallentare le attività degli ospedali, il recupero per esempio delle liste d'attesa. A tutto questo si somma oggi il personale che oggi è a casa, è sospeso più che a casa perché non ha voluto vaccinarsi, no? Su quello c'è una norma nazionale, noi la stiamo rispettando come tutte le regioni, e in Veneto sono circa quasi 700 persone in tutto il Veneto che oggi sono sospese dal lavoro perché hanno deciso in maniera non prendono lo stipendio, hanno deciso in maniera volontaria di non vaccinarsi e per loro c'era l'obbligo vaccinale. E poi però in questi giorni, con questa nuova ondata, noi abbiamo anche tanti positivi tra il personale. Ogni azienda ha circa 200 persone oggi tra medici, infermieri, operatori e altro positiva.
Ci sono le ferie estive, perché chiaramente ci chiedono anche, ed è giusto, insomma, dopo 2 anni molto difficili di andare in ferie, quindi oggi la situazione del personale, soprattutto in questi mesi, è molto critica, nel senso che tra i positivi, tra le persone sospese, il giusto dare quindi ferie e turnazioni, e tra il personale che non troviamo, insomma, oggi c'è una carenza molto forte. Da qui anche alcuni disservizi, lo dobbiamo dire, quindi la lungaggine delle liste d'attesa, il fatto che non riusciamo a dare le prestazioni in tempi reali come vorremmo, questo è dovuto anche al fatto che, ce lo ricordiamo, nei 2 anni, quindi 2020-2021, abbiamo sospeso per 3 volte tutta la parte specialistica, ambulatoriale, le visite a 30, a 60 giorni, a 90 giorni, o anche alcuni interventi che erano interventi di programmazione, di elezione, non so, la cataratta, l'ernia, la protesi, e oggi c'è chiaramente la rincorsa per recuperare tutto questo, però se non abbiamo il personale diventa un po' difficile. Ecco, in tutto quello che ha detto bisogna ricordare però che i pazienti ci sono ugualmente e quindi... No, no, i pazienti ci sono No, e vengono ci sono per seguiti forza di e vengono cose. seguiti No, e ma vengono nessuno curati. ragionamento che la situazione Nazaria è peggiorata. Il motivo che l'ha spiegato, il Covid, il motivo dei medici che non si sono vaccinati e tant'altro, però dico, tutti questi mancano, però i pazienti invece quelli ci sono di sicuro e quindi... No, i pazienti ci sono e quindi il poco personale o il personale, insomma, che oggi abbiamo, che è più stressato, sono effettivamente degli eroi, perché stanno facendo degli sacrifici immani, stanno facendo turni molto pesanti a volte, stanno facendo prestazioni aggiuntive per permetterci di recuperare. E vengono premiati almeno? Le prestazioni Sotto l'aspetto le economico? prestazioni aggiuntive vengono pagate a parte, e anche noi, tipo, non so, il pronto soccorso, abbiamo nell'ultima legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale, abbiamo previsto di pagare chi decide di fare prestazioni aggiuntive all'interno dei nostri pronto soccorsi ed è dipendenti del sistema regionale del Veneto, di prendere invece dei 60 euro all'ora previsti i 100 euro. Ma senta Lazzarini, 2 anni fa, io le dico perché lei è sempre gentile e spiega perfettamente le cose, sicuramente non è, però è la responsabile dell'assessore della sanità, e 2 anni fa, quando è iniziata la pandemia, si diceva che c'era carenza. Non è stato possibile in questi 2 anni e mezzo trovare una soluzione magari? Io do un dato, no, allora, perché poi ci ricordiamo che la programmazione non è regionale, è nazionale, cioè le borse di specializzazione, può dire una parola in causa. le borse di specializzazione, il numero chiuso all'università, sono nazionali, tant'è vero che diamo un dato: nel 2015 lo Stato erogava 5.000 borse di specializzazione in tutta Italia, nel 2020 ne ha previste 13.000, nel 2021 17.000. Quindi abbiamo fatto un salto enorme. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi la situazione è sicuramente migliore, ma vuol dire che noi quei medici li vedremo tra 3 anni, quando saranno al 3° anno di specializzazione, e in base al decreto Calabria potremo assumerli. Quindi è chiaro che noi abbiamo 2-3 anni di sofferenza. Da qui noi abbiamo parlato anche col Ministro Speranza, c'è la necessità di mettere in atto tutta una serie di azioni anche emergenziali in deroga, come abbiamo fatto durante il Covid, poter permettere ai pensionati di lavorare. Oppure ci sono le cooperative che prendono molti soldi. Dico una cosa di questo tipo, oppure poter permettere altre questioni. È chiaro che noi avremo questi 2 anni di sofferenza. Stessa cosa per quanto riguarda gli infermieri, abbiamo aumentato con le 2 università, Padova e Verona, e oggi noi riusciamo a sfornare ogni anno circa 1.600 infermieri, però il nostro fabbisogno, se pensiamo agli infermieri che servono per gli ospedali, gli infermieri che servono per i territori, vuol dire case di riposo per anziani, disabili, le medicine di gruppo integrate, insomma il medico la domiciliarità, quindi l'assistenza domiciliare dove ci va a casa l'infermiere, eccetera. Il nostro fabbisogno viaggia attorno ai 4.000 e ne escono 1.600. Quindi è chiaro che lì stiamo cercando, anche con corsi nuovi, con convenzioni che stiamo facendo, che avevamo già in itinere con anche altre università, tipo con l'Università di Ferrara, e con un corso specifico anche all'Endinara, quindi in provincia di Rovigo. È stata sospesa quella faccenda delle cooperative che dovevano essere chiamati i medici a prestazione, venivano pagati più dei medici stessi che lavorano in ospedale, e mi sembrava che c'era in atto No, noi abbiamo presentato e poi approvato in Consiglio regionale un articolo che oggi è legge per noi, che proprio per evitare l'esternalizzazione, soprattutto nell'emergenza urgente,
urgenza nei nostri pronti soccorsi, oggi paghiamo i nostri medici che decidono di fare delle prestazioni aggiuntive il sabato, la domenica, fuori dall'orario di lavoro, a 100 euro, tanto quanto pagheremo la cooperativa, in modo che non ci sia questa differenziazione e non questa equità, insomma, che si è creata. Quindi noi su questo, insomma, siamo intervenuti e l'abbiamo chiesto anche a livello nazionale, infatti fa parte anche di un pacchetto di misure che Commissione Salute prima e Conferenza delle Regioni hanno già approvato e hanno già mandato al Ministro Speranza e anche al Ministro Franco. Oggi è arrivato proprio dal comunicato stampa della Regione Veneto che dice sanità, 90 medici specializzanti finanziati alla Regione Veneto anche per l'anno accademico 21-22 con un finanziamento di 9.173.000 euro, Zaia conferma di un impegno costante contro la carenza di professionisti. Mi sembra una buona iniziativa questa. Sì, noi da anni, ogni anno mettiamo insomma, sul piatto 90 borse di specializzazione che sono circa 10 milioni quindi del bilancio regionale, proprio per aumentare e far sì che ci siano più medici alla fine, che riusciamo a sfornare più medici. Questo da un bel po' di anni insomma, lo facciamo, quindi la nostra parte la facciamo. Oggi, ripeto, sono aumentate molto quelle nazionali, però è chiaro che avremo qualche anno di sofferenza. Senti, un'altra cosa che un po' i pazienti, i cittadini si arrabbiano sono questi famosi tempi di attesa, che ormai sto diventando vecchio, non più giovane, e continuo sempre a sentirli dire. Si risolverà prima o dopo questa situazione, quando arriveranno tutti i medici, quando ci sarà l'organico, come dite voi, a pieno regime, insomma? Allora, i tempi di attesa, le liste d'attesa ci sono sempre state, quindi non è che è una novità adesso. Oggi sono ancora più marcate perché, come ricordavamo prima, abbiamo... Che se io ho un esame da farmi, oppure mi aiuti a capirlo, se ho un esame, faccio una prenotazione, un esame qualsiasi, metta quello che vuole, e mi dicono c'è la disponibilità addirittura fra 6-7 mesi, e dico no, vengo a pagamento, ce l'ho in una settimana. Non è che è una cosa un po' antipatica sotto certi punti di vista? Ma il privato ha regole completamente diverse dal nostro. Però lo faccio in ospedale. Sì, però cioè quella è la... Cioè lo faccio in ospedale, nell'azienda ospedaliera. Ho capito, ma quella è la possibilità che c'è prevista per legge. No, mi chiedo se lei è d'accordo con questo, se lei pensa che sia... No, ma su questo sicuramente ci sono stati anche per il passato, insomma, dei confronti a livello nazionale, perché poi è norma nazionale Perché c'è un malato di Serie A, un malato di Serie B. Per dire, insomma, che poi all'interno dello stesso ospedale il libero professionista che fa attività di intramoenia possa farlo, utilizzando le attrezzature eccetera, è previsto per legge, mentre un altro deve rimanere in lista d'attesa, però oggi questo è previsto per legge e quindi dico sì, rispetta la legge e anche il professionista rispetta la legge. Cosa possiamo fare noi? Noi oggi possiamo sicuramente cercare di incrementare quanto è possibile su questo recupero delle liste d'attesa, che sono liste d'attesa in questo momento molto pesanti. Noi abbiamo accumulato nei 2 anni Covid circa 500.000 prestazioni in sospeso tra visite specialistiche ambulatoriali, interventi di elezione, attività di screening, e quindi è chiaro che c'è un po' più di affanno in questo momento. E l'altra questione che noi dobbiamo sicuramente approfondire è quella dell'appropriatezza, perché allora dovremo cercare di capire se quegli esami che vengono prescritti sono sempre esami appropriati, perché se sono esami non appropriati, questo è un lavoro chiaramente che va fatto e che anche per il passato si è fatto, poi il Covid ha rallentato e ha stoppato un po' tutte queste cose qui con la medicina territoriale, perché se vengono prescritti degli esami che non sono appropriati, chiaramente questi vanno a intasare invece rispetto a chi ha diritto o avrebbe necessità di farlo in maniera più veloce o prima. Sono d'accordo che la legge lo permette, sono d'accordo che è una cosa che si può fare, dicevo così, tra me e me che è una situazione, cioè io ho un esame da fare tumorale e mi dicono guardi lo spazio c'è fra 6 mesi e io invece vado allo stesso diagnosi e gli dico ho questo problema e a pagamento me lo fa dopo domani, se io ho i soldi me lo fanno, se non ho i soldi non me lo fanno. È tutto giusto quello che dice, che lo prevede la legge, che nessuno va contro la legge, però è anche un po' antipatico, io se sto male e qui la sanità non lei ma chi di dovere... Però se uno sta... Non so se sono stato chiaro lei è stato chiarissimo ed è chiara anche la norma. È altrettanto vero che se uno ha un problema e sta male ha una corsia preferenziale e quindi su questo qui insomma se deve fare qualcosa in emergenza urgenza, poi è chiaro che se invece uno ha una prescrizione che può aspettare anche i 60, i 90 giorni e poi da 90 giorni diventano 120, infastidisce, però è altrettanto vero che sono delle classificazioni in base anche al rischio.
Certo. Senta, per quanto riguarda invece, stamattina sono andato allo IOV, tra l'altro le dico una cosa così, ho visto molti giovani entrare, sono rimasto male perché ho visto davvero giovani che sono colpiti, Purtroppo. ma un attimino, mi ha fatto star male, dico la verità, conoscendo tutta quell'altra fila. Lo IOV come funziona in Veneto? Va bene, sta bene? No, lo IOV sta funzionando molto bene, è sicuramente il nostro istituto oncologico regionale di riferimento, le due sedi funzionano molto bene, poco tempo fa abbiamo inaugurato il nuovo e di ultima generazione acceleratore a Schiavonia e quindi adesso funzionano 3 acceleratori a Schiavonia, 2 a Padova e poi ci saranno quelli in aggiunta anche a Castelfranco, quindi diciamo che la compagine si sta sempre più rafforzando sotto questo punto di vista. E quindi diciamo, senta, prima accennava alle case di riposo, lì la situazione com'è? Anche lì c'è la carenza di personale, oggi la situazione com'è? Perché anche in quelle case ritorna il Covid agli anziani, c'è qualche problemino, e com'è la situazione personale nelle case di riposo? Ma lì noi abbiamo fatto dei tavoli, abbiamo concordato con gli enti gestori, insomma alcuni accorgimenti, quindi sicuramente loro soffrono oggi di 2 questioni. Uno, la carenza di personale, perché carenza di personale quindi vuol dire non essere in regola con gli standard assistenziali e non poter sempre quindi far entrare le persone che chiedono di entrare, quindi avere il posto vuoto, a volte avere anche la quota, ma dover rinunciare perché non c'è personale a sufficienza, in particolar modo infermieristico, per garantire poi l'assistenza e gli standard organizzativi che sono previsti. L'altra questione è quella legata alla sostenibilità economica, perché i 2 anni di Covid hanno provato molto il sistema. Noi stiamo intervenendo per quanto riguarda la sostenibilità economica con dei provvedimenti insomma, che sono già stati fatti negli anni del Covid 2020 e 2021 con degli diciamo così, ristori a fondo perduto per queste strutture, oggi invece con un'organizzazione diversa, con aumenti tariffari. Per quanto riguarda il personale abbiamo tutta una serie di meccanismi messi in atto, tra cui anche quello, oggi loro lo possono fare, di assumere personale straniero fino al 31/12/2023 e quindi oggi molti si stanno rivolgendo anche a altri stati, proprio nel caso infermieristico, fanno un investimento su delle persone giovani che vengono qui e poi chiaramente si stabilizzano, noi li stiamo aiutando da questo punto di vista. E poi ultima cosa, insomma, abbiamo anche portato avanti il discorso dell'osso complementare, ossia l'osso con la terza S, che è quella figura che non è l'infermiere rimane l'infermiere ed è quello che gestisce, impartisce gli ordini, diciamo. ma è un OS complementare con una formazione specialistica che sotto la supervisione dell'infermiere può anche fare determinate mansioni e questo dovrebbe andare ad aiutare anche quelle situazioni di maggiore sofferenza. Ecco, quante domande sto facendo, Lanzeri, però lei risponde in maniera molto chiara su tutte. Di tutte le USL Veneto c'è qualcuna che la preoccupa maggiormente oppure secondo lei stanno funzionando tutte bene? No, oggi le USL, insomma, con le difficoltà che dicevamo prima, quindi il personale in primis, il recupero delle prestazioni, la programmazione nuova, perché tutte stanno lavorando rispetto alla missione 6 del PNR, la missione 6 del PNR è stato varato anche il decreto ministeriale 77 con i nuovi criteri per quanto riguarda la parte distrettuale, la cosiddetta medicina del territorio. Ogni USL ha una programmazione molto ferrea da rispettare da qui al 2026, quindi rispetto alle case delle comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, la domiciliarità, quindi insomma si stanno sommando tante questioni, non da ultima insomma sappiamo c'è proprio in questi giorni insomma una nuova ondata estiva di Covid, la previsione rispetto il settembre-ottobre, perché settembre-ottobre il periodo autunnale sappiamo che ci potrà riservare qualcosa di nuovo, come potrebbe esserci anche una nuova campagna vaccinale importante se arriveranno nuovi vaccini che terranno conto delle varianti della Omicron, in particolare 1 e 2, ma anche delle altre varianti che ci sono oggi. Quindi è chiaro che in questo contesto io vedo insomma, che tutte stanno lavorando in maniera molto importante, molto forte, ma anche con buoni risultati. Ecco, dopo la pubblicità parliamo del Covid. L'ultima domanda prima della pubblicità, Lanzarin. Le strategie delle aziende ospedaliere vengono ragionate tutte assieme con il governatore Zaia, cioè tra i vari dirigenti delle aziende del Veneto vengono fatte delle riunioni e le strategie sono simili e uguali per tutti oppure ogni direttore di un'azienda ospedaliera decide la propria strategia? No. È una curiosità mia perché come funziona? La programmazione è programmazione regionale
e la programmazione è dettata dal piano sociosanitario regionale, che è il piano sociosanitario 2018-2023, dagli altri piani, il piano pandemico, il piano della prevenzione e poi dalle schede ospedaliere che sono state approvate nel 2019, e quella è la programmazione, e poi con provvedimenti attuativi le delibere che di volta in volta la rete, le costituzioni delle reti, la rete oncologica, piuttosto che la rete dei laboratori, piuttosto che altre reti insomma che ci sono, e quindi è una strategia uniforme e regionale. Le aziende poi la devono applicare, ci possono essere anche dei meccanismi di differenziazione, ma la cornice è regionale. Per tutti. Signora pubblicità, rimanete con noi tra poco.